Hanno fatto irruzione nella casa di due anziani coniugi a Caselle di Altivole, aggredendo un'amica di famiglia. Arrestati dai carabinieri due rapinatori, uno è minorenne, la figlia della coppia. Tanta paura, dice, ma i miei genitori stanno bene. Ancora nessuna traccia di Alex Marangoni, il 26enne veneziano scomparso all'alba di ieri da Vidor. Le lacrime di mamma Sabrina, aiutateci a ritrovarlo, le ricerche proseguono lungo il Piave. Nuova ondata di maltempo, la protezione civile dichiara l'allerta gialla fino alle 14 di domani, colpiti il Bellunese con una frana che blocca la provinciale a Passo Duran, Vittoriese o Pitergino. Indagine della Guardia di Finanza sul superbonus 110% porta alla luce una truffa per 2 milioni di euro ai danni di 2000 persone, dietro il raggiro una società con sede a Conegliano. Autonomia, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la Regione ha chiesto al governo la riapertura della trattativa, la lettera firmata oggi a Venezia dal presidente Zaia. È morto Bin, il cagnolino di 21 anni che a Vicenza era arrivato alla sua 18ª adunata alpina. Il dolore del suo padrone che lo trasportava nel passeggino ha posato il suo zainetto, ha scritto. Torna sulle mura la 34esima edizione di Suoni di Marca, tra le novità la musica indipendente e l'ingresso a offerta responsabile per tutte le serate. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca adesso con l'irruzione in casa di due anziani coniugi da parte di due rapinatori. Hanno aggredito un'amica di famiglia, davvero una serata da incubo quella vissuta a Caselle di Altivole. Uno è minorenne dei banditi che sono subito stati arrestati dai carabinieri di Castelfranco Veneto. Intorno alle 20 di sabato sera è giunta una chiamata al 112 da parte di una donna di Caselle di Altivole che ha segnalato che all'interno della casa dei vicini c'erano dei ladri che si stavano aggirando con un coltello in mano. Questa l'immagine che fa scattare la mobilitazione dei carabinieri di Castelfranco, che nel giro di pochi minuti riescono a catturare i delinquenti sulla provinciale tra Caselle di Altivole e Vallà di Riese. Si tratta di un 29enne e un 17enne, originari della provincia di Milano, entrambi italiani e noti alle forze dell'ordine, anche a nord-est. I due si stavano allontanando dall'abitazione appena colpita a bordo di una Kia grigia, peraltro già segnalata come sospetta nei giorni precedenti. Nel veicolo vengono trovati guanti, berretti e arnesi per lo scasso. Anche attraverso le prime testimonianze e le immagini delle telecamere si sta presto a riavvolgere il nastro. La rapina alle 19:30 in questa casa di via Colombera a Caselle, dentro marito e moglie, lui 95 anni, lei 85, tutti e due con delle fragilità cognitive. I rapinatori entrano dal retro, hanno il volto scoperto e un coltello, sanno con ogni probabilità che la casa è abitata da anziani indifesi, non sanno che con loro c'è un'amica di famiglia, una rumena 61enne in visita. È lei che si ritrova drammaticamente di fronte. E l'hanno immediatamente aggredita bloccandola per il collo e puntandole un coltello alla gola, minacciandola di non fare rumore, di stare ferma e soprattutto di consegnare tutti gli ori e tutti i contanti contenuti in casa. Mentre uno dei due complici teneva ferma la donna, l'altro ha rovistato tutta l'abitazione trovando soltanto 5 euro che si trovavano all'interno del portafogli della donna dentro una borsa. La 61enne viene strattonata e minacciata di morte più volte, mentre i due anziani, vista anche la loro condizione, forse non si sono accorti di nulla, ne sono stati aggrediti. 29enne e 17enne, ora in carcere, sono accusati di rapina aggravata in concorso e non è da escludere che possano essere coinvolti nella rapina di un mese fa a Castello di Godego, anche in quel caso vittime anziani. Ogni dettaglio a questo punto può essere utile. Ci tengo a sottolineare che senza chiamata immediata e precisa al 112 sarebbe stato molto difficile intercettare questi rapinatori, quindi un grazie alle persone che hanno fatto queste segnalazioni con grande senso civico e grande lucidità. Tanta paura, ma stanno bene. A parlare la figlia della coppia di anziani aggredita e rapinata, preferisce non farsi riprendere dalla telecamera, ma ci racconta quel terribile giorno. Sono ancora scossi i due anziani di 85 e 95 anni che si sono trovati in casa ai rapinatori. Con loro un'amica della figlia che la stava sostituendo per un brevissimo tempo. Era infatti uscita per fare delle commissioni, una trentina di minuti quando ha ricevuto la chiamata ed è tornata subito a casa. Si sono spaventati i suoi? Un po' sì, un po' parecchio. E anche noi poi, ovviamente. Avete telecamere, tutto? Telecamere interne ed esterne, abbiamo tutto.
Infatti abbiamo passato tutto ai carabinieri. Paura tanta, ci racconta, ma per fortuna stanno bene tutti. Hanno vissuto un momento terribile quando i due armati di coltello sono entrati, volevano i soldi. Hanno rubato solo la borsetta. Non siamo riusciti a quantificare perché comunque non avevano niente in casa, qua non c'è niente da portare via. Due rapinatori senza scrupoli hanno fatto irruzione in una villetta dove vivono due anziani spaventandoli, ma fa riflettere che uno di loro è minorenne. Lo so purtroppo, ma si sa che mandano avanti i minori perché non sono perseguibili per legge. Amareggiata la figlia che ora cerca di tranquillizzare i genitori. In via Colomberi i cittadini ci raccontano che è una zona tranquilla, mai era accaduta una cosa simile. Poche case, ma si danno tutti una mano. Ad allertare i carabinieri sono stati proprio i vicini. E ora invece andiamo a Vidor, dove proseguono le ricerche di Alex Marangoni, il 26enne veneziano di cui non si hanno più notizie da domenica, da ieri mattina. Sul posto la mamma, che ai nostri microfoni insieme alla zia di Alex ha lanciato un appello. Chiunque avesse notizie o l'avesse visto, vi prego, aiutateci a trovarlo, non sappiamo più cosa fare. Non si smetterà mai di cercarlo. Non si smetterà mai di cercarlo, aiutateci tutti. Anche una piccola notizia, avete visto da qualche parte, aiutateci. Noi confidiamo che qualcuno che era qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo. Sono ore di angoscia e disperazione, quelle di mamma Sabrina e della sorella Silvia, zia di Alex. Occhiali scuri, il volto stanco di chi non ha dormito. La madre del 26enne rimane lì, all'abbazia di Vidor, dove sabato notte il figlio ha partecipato ad una festa con una ventina di persone. Avrebbe dormito qui, ci racconta la donna, ed il cellulare, dal quale mai si separava, è stato trovato in camera. Parla di lui mentre le scende una lacrima. Brillante, amava la vita, gli piaceva girare il mondo, non sarebbe mai andato via così, non sarebbe mai andato via, no. Intanto continuano serrate le ricerche di Alex, una zona impervia, questa, ci spiegano i vigili del fuoco, molte le criticità. Sono i diruppi a nord della zona che sono molto scoscesi e molto ripidi. Lì ci sono delle calate in mezzo alla vegetazione, ai rovi, per cui c'è necessità di personale qualificato. Scandagliato anche il Piave fino alle chiuse di Nervesa della Battaglia. Qua il Piave è abbastanza traditore, si lo sa benissimo, perché l'acqua da 30 centimetri passa anche a 1 metro di profondità. È impervio il Piave. Il Piave è un letto molto pericoloso. Il Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda. Però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Ma nessuna pista viene tralasciata, nessuna ipotesi scartata. Il giovane è scomparso intorno alle 3:30 di domenica, l'auto parcheggiata, all'interno le chiavi e i documenti. Intanto i carabinieri hanno portato via la macchina del 26enne e stanno effettuando accertamenti sul cellulare per capire se e chi ha contattato poco prima di sparire nel nulla. Le ricerche dunque proseguono, l'avete sentito l'appello della mamma, chissà qualcosa naturalmente si faccia avanti. E saranno celebrati invece mercoledì a Ramon di Loria i funerali del giovane alpinista che è morto sabato in Trentino, lascia un bimbo di 3 anni e un altro in arrivo. 3 comunità in lutto per la scomparsa a soli 32 anni di Manuel Roberto, appassionato di alpinismo e scalate, morto sabato precipitando per oltre 50 metri a Cima d'Asta nella catena del Lago Rai in Trentino. Manuel stava tentando la scalata dal canalone dei Bassanesi quando è precipitato nel vuoto. Un'escursione in solitaria la sua, lungo una via alternativa che porta alla vetta tra Valsugana e Tesino. Il suo corpo è stato notato da un gruppo di escursionisti che ha dato l'allarme. Lui di Ramon, la moglie Claudia di Bessica. La coppia ha un bambino di 3 anni e un altro in arrivo. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 16 nella chiesa di Ramon.
E ora veniamo alla nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto, in particolare sul Bellunese e il Trevigiano in queste ore. Nel pomeriggio ancora temporali, vento e grandine a Vittorio Veneto. La grandine e soprattutto il forte vento hanno creato qualche problema con rami e pali pericolanti messi poi in sicurezza dai vigili del fuoco. Sempre a Vittorio, la 27, una Ferrari è andata a sbattere contro il guardrail dopo una pericolosa sbandata provocata probabilmente proprio dalla pioggia. Le vedete nelle immagini poi le strade allagate dopo il violento nubifragio. Il temporale di oggi pomeriggio invece ha provocato l'allagamento di alcuni sottopassi a Oderzo. La Protezione Civile regionale ha decretato l'allerta gialla per rischio idraulico ed idrogeologico fino alle 14 di domani, quindi grande attenzione per le piogge intense. E il giorno dopo la tromba d'aria invece siamo tornati a Meduna di Livenza in via Postumia, dove ieri mattina in pochi istanti la violenza del vento ha lasciato danni e devastazione. Fortunatamente, dopo aver scoperchiato una casa, un capannone e danneggiato alcune serre, si è esaurita questa tromba d'aria nei campi. Avevo la porta del garage chiusa a chiave, me l'ha aperta. Una cosa indescrivibile, avevo delle tazzine dentro nella cristalliera, tutte per terra. Un boato. Questione di frazioni di secondo, poi il sereno. La casa devastata, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. La prende con filosofia la proprietaria dell'abitazione investita in pieno dalla tromba d'aria che si è abbattuta su Meduna di Livenza. E dopo la grande paura, il momento della conta dei danni che sono ingenti, il tetto della bifamiliare è stato spazzato via assieme a grondaie, camino, pannelli solari. I coppi hanno danneggiato un'auto, gazebo e arredi giardino sono volati via. Le grondaie erano a metà del campo. Pensa lei la forza che aveva sto vento, perché da lì portarle fino a metà campo sono quasi 150 metri, e senza parlare le tegole, diciamo le tegole, che è andato sul campo di là di 100 metri, una forza bestiale sto vento. La tromba d'aria, prima di disperdersi nei campi, ha danneggiato sempre in via Postumia delle serre di un'azienda agricola e scoperchiato parte del tetto in Eternit di un capannone dismesso. Il tetto in Eternit che comunque non dava segni di cedimento, dopo questa tromba d'aria chiaramente si è creato delle rotture, abbiamo avvisato chiaramente i pompieri, l'ARPAV, adesso verifichiamo anche con il nostro ufficio tecnico e poi valuteremo se necessita di un'ordinanza di ripristino di tutta la copertura, perché sappiamo che è un materiale pericoloso. Torniamo adesso sulla brutale aggressione costata la vita all'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga a Udine. Parla il difensore di Samuele Battistella, il giovane trevigiano che avrebbe sferrato il pugno, dicendo che Samuele non ricorda cosa si erano detti, era sotto l'effetto dell'alcol, dice. Ho visto anche io il video, perché andrò probabilmente dopodomani a fare copia di tutti i video. È ormai diventato virale il video pubblicato dal Messaggero Veneto che riprende il violento pugno di Samuele Battistella a Shinpei Tominaga, la caduta dello sfortunato giapponese in cui si è procurato le gravi ferite al cranio, intervenuto per tentare di calmare gli animi, e tutto ciò che è avvenuto prima e dopo la tragedia all'interno del buonissimo kebab. Il video è muto, Shinpei Tominaga è inquadrato da dietro. L'audio potrà far luce anche sui dialoghi di quei drammatici momenti. Si vedono comunque delle situazioni un po' differenti rispetto a quello che era stato riportato all'inizio, che comunque io mi ero prefigurato all'inizio. Mancando l'audio sostanzialmente si intuisce che ci sono delle parti che potrebbero essere molto importanti. Battistella cosa le ha riferito rispetto a qualcosa che avrebbe potuto pronunciare Tominaga? È stato più un approccio più emotivo. Lui ha ricordi molto frastagliati per alcuni versi, frutto probabilmente sia dello shock e sia probabilmente perché c'era una dose di alcol, penso importante. Samuele Battistella sembra essere deciso a non voler chiedere il ricorso al tribunale del riesame per ammorbidire la misura cautelare in carcere. Non ha cambiato idea in maniera molto decisa e ferma. E nel frattempo, martedì, è fissata l'udienza di un altro procedimento in cui lui e Joma sono accusati di rapina aggravata e lesioni.
ho già formalizzato al giudice questa richiesta di termine di rinvio per evitare la traduzione del Battistella da Udine a Treviso per nulla, per un rinvio. Il sindaco di Conegliano Fabio Chies chiede la punizione esemplare per Battistella e i suoi amici. Violenza pura, ha detto, non sono adolescenti. Forse sarebbe meglio lavorare sul problema più che lavorare sugli effetti o soltanto per avere un riscontro dalle persone, dalla pancia delle persone. Ecco. E proprio sul tema di questi gruppi, di queste bande giovanili è intervenuto il sindaco di Treviso Conte. Chi sbaglia deve farsi carico delle proprie responsabilità, ha detto, ma la politica intervenga per intercettare il disagio giovanile. Sul fenomeno delle baby gang si continua a tenere alta l'attenzione. Nei giorni scorsi il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha proposto l'abbassamento dell'età imputabile, ritenendo i tempi maturi per un cambio di rotta, specie dopo i gravissimi fatti accaduti nei giorni scorsi, la morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga a Udine e l'uccisione del minorenne Thomas Christopher Luciani a Pescara. Oggi sull'argomento è tornato anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, che già da oltre un anno aveva invocato un nuovo modello sociale. Io avevo scritto questa lettera appello ai ministeri dove mettevo a disposizione anche la città di Treviso per un processo sperimentale, per cominciare a sperimentare per esempio nuovi orari scolastici, per cominciare a sperimentare soluzioni che potessero essere inclusive nei confronti di questi ragazzi che stanno evidenziando in modo assolutamente sbagliato, talvolta addirittura con dei reati, dei disagi che devono essere certamente capiti da una parte per risolverli ma non giustificati. Cioè chi sbaglia e chi commette reati ovviamente deve farsi carico delle proprie responsabilità e deve pagare. Ma se è vero che chi sbaglia deve pagare, anche la politica deve farsi carico delle proprie responsabilità, nonostante gli strumenti arretrati che si ritrova in mano. È altrettanto vero che gli amministratori politici hanno la responsabilità di guardare avanti e guardare al futuro delle comunità, cercando di capire come poter intervenire su questo tipo di criticità che riguardano i giovani, e io credo che l'apertura e l'appello del Presidente Zaia, unito anche all'impegno del sottosegretario Ostellari che ha già messo mano per esempio al decreto Caivano, si pongono entrambi lo stesso obiettivo, che è quello di intercettare il disagio giovanile e capire come politica e come amministratori cosa si può fare. Credo che in questo momento noi abbiamo degli strumenti un po' anacronistici per affrontare una sfida che è molto attuale e che porta a delle situazioni come quelle che abbiamo visto negli ultimi giorni, con addirittura un omicidio da parte di questi di baby gang nei confronti di un imprenditore, cose che sono gravissime, cose che non dobbiamo in alcun modo giustificare, anzi dobbiamo fermamente condannare, ma dobbiamo anche lavorare perché queste cose non succedano più. Quella di Zaia è una provocazione per alzare il tiro e contribuire a far passare in secondo piano i fallimenti della destra al governo e della sua giunta su tanti fronti, ha detto il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD in Veneto. E torniamo a parlare di sfruttamento nel mondo del lavoro, perché la Fly CGIL Veneto ha scoperto l'ennesimo caso di caporalato, tratta di esseri umani e truffa ai danni di lavoratori sotto ricatto. Si tratta di 13 braccianti di origini indiane che sono caduti nella rete dello sfruttamento lavorando e vivendo in condizioni indecenti e disumane. Tutto questo per diversi mesi nelle campagne della sinistra Piave trevigiana, dove circa 50 braccianti hanno vissuto in un casolare sotto la minaccia di caporali senza scrupoli che li costringevano a lavorare fino a 14 ore al giorno. È accaduto nella zona dell'Opitergino. Attraverso il sindacato alcuni braccianti hanno però avuto il coraggio di denunciare e attualmente si trovano in strutture protette. Giovedì la Fly CGIL fornirà ulteriori dettagli sulla vicenda, per la quale è stato presentato un esposto alla procura. E ha portato invece a importanti risultati l'indagine della Guardia di Finanza sul superbonus 110%, una truffa per 2 milioni di euro ai danni di 2000 persone.
Un'indagine delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, iniziata a fine 2021 sul superbonus edilizio del 110%, ha portato alla luce ad una truffa ai danni di 2.000 persone da parte della AMG Group, società con sede legale a Conegliano. Una truffa che ha investito tutto il nord Italia per un totale di 2 milioni di euro, in particolare Veneto e Friuli Venezia Giulia. Oltre 2.000 distribuite tra il Veneto, dove abbiamo registrato circa 1.400 persone che hanno subito questa tipologia di frode. Il Friuli si attesta su 350 vittime, la Lombardia 260 circa, e in ultimo anche l'Emilia Romagna con 40 casi e il Piemonte con 12. La società trevigiana tra il 2020 e il 2022 ha messo in atto uno schema truffaldino facendo credere agli interessati di poter accedere alle detrazioni secondo un pacchetto chiave in mano, includendo tutti gli aspetti del superbonus, e inoltre assicurava che avrebbe restituito le somme per gli studi di fattibilità, somme comprese tra i 300 e i 2.500 euro solo a fine dei lavori di riqualificazione. Ma la società non ha mai fatto partire neppure un cantiere. La scoperta della Guardia di Finanza è arrivata grazie alle denunce dei 350 cittadini che sono cominciate ad arrivare in numero sempre maggiore, fino a far scoprire l'intera rete. I 2 amministratori che gestivano la società sono stati nel frattempo denunciati alla Procura della Repubblica. I truffatori rischiano la condanna fino a 5 anni di reclusione, mentre per quanto concerne la società abbiamo accertato lo stato di insolvenza. I truffati potranno costituirsi parte civile nel procedimento penale e cercare di ottenere gli importi pagati con l'inganno alla società trevigiana. Anche in questa circostanza è stata la partecipazione attiva della cittadinanza a far emergere il reato. In questa indagine è emersa ancora una volta l'importanza di rivolgersi alla magistratura e alla Guardia di Finanza per contrastare truffe seriali connotate da particolare insidiosità. Questo a beneficio dei cittadini onesti e degli operatori economici che rispettano la legge. Ci fermiamo adesso per qualche istante, a tra pochissimo. Ritorniamo in diretta, ripartiamo dalla politica, parliamo di autonomia perché dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge la Regione ha chiesto ufficialmente al Governo l'apertura della trattativa per l'attuazione della riforma. Vedo dichiarazioni che ci fanno pensare che per qualcuno l'autonomia debba essere l'equa divisione del malessere. Facciamo in modo che diventi l'equa divisione del benessere. Esattamente con la stessa penna usata 7 anni fa per indire il referendum consultivo sull'autonomia, il presidente della Regione Zaia ha firmato a Palazzo Balbi la lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che chiede la riapertura del tavolo di confronto col governo per l'attuazione della riforma. C'è tutto un cronoprogramma e un timing da rispettare e va rispettato con convocazioni anche per quanto riguarda noi della consulta regionale per l'autonomia. Dall'altro però penso che ci siano tempi per poter arrivare a fine anno per avere già una bozza di accordo. La riapertura della contrattazione col governo segue a stretto giro la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sull'autonomia che sarà operativa dal 13 luglio. Si parte dalle 9 materie in cui non sono richiesti i LEP, i livelli essenziali di prestazione, politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma il Veneto è pronto anche a trattare per le altre 14. Da sempre abbiamo realizzato dei dossier, 23 dossier, ognuno per ogni materia. Questo ci permette di poter trattare con cognizione di causa, cercando di portare una proposta di autonomia differenziata per il Veneto che sia di efficienza, di responsabilità e soprattutto che sia vicino ai cittadini e che non complichi la vita ai cittadini. C'è poi un'altra richiesta di autonomia che si apre, quella che riconosca lo status speciale di Venezia, che non deve essere più intesa come un parco giochi per turisti. Come si parla di Roma Capitale non capisco per quale motivo una città che ha uno standing internazionale unico non debba avere un'attenzione dal punto di vista giuridico. È un'attenzione che noi chiediamo, che non si può limitare solo a rifinanziare la legge speciale, ma deve essere un'attenzione a 360 gradi anche giuridicamente. Pensi solo al tema, ma questo lo possiamo vedere nell'autonomia differenziata, del rapporto con la laguna.
Torniamo a Treviso, in centro, perché è ancora senza corrente, disagi oggi anche alle poste, Enel al lavoro da stamattina, ma l'assessore ai lavori pubblici di Cassugana Zampese rassicura i guasti verranno riparati entro la giornata. Sono problemi alla rete elettrica, alla rete dell'Enel, sono dovuti al sovraccarico di tensione, complice il grande caldo ovviamente e la contemporanea accensione dei condizionatori. Ancora blackout e sbalzi di corrente in centro città. Dopo la mattinata di passione di sabato, anche il lunedì mattina non è stato dei più rosei per negozi e cittadini. Se sabato scorso la mancanza di elettricità, seppur temporanea, aveva bloccato ascensori e cancelli delle abitazioni, in mattinate i disagi hanno colpito anche le poste. Interessato infatti Viale Cadorna e le attività che affacciano su Piazza Vittoria, colpita anche la zona di Santa Maria del Rovere. Enel al lavoro sin dai primi momenti per ripristinare i guasti. Le utenze che sono state oggetto di guasto hanno comunque la corrente lo stesso. E i guasti di oggi, mi dice l'Enel, che ho direttamente interpellato, che saranno riparati entro questa sera. Disagi ovviamente ce ne sono stati, però sono problemi legati soprattutto a dei morsetti che sono delle giunzioni tra cavo e cavo. Spero che nei prossimi giorni non ci siano problemi. Se ci saranno, l'Enel è in allerta. Ripristino dei guasti dunque, ma nel frattempo le raccomandazioni restano quelle di usare con moderazione i condizionatori. Cercare di usare con equilibrio il condizionatore, quindi non metterlo a bassissime temperature, usare molto di più il dehumidificatore che è meno energivoro. E chissà che l'abbassamento di temperature di questi minuti, di queste ore non aiuti anche in questo senso. Parliamo di liste d'attesa in sanità con l'appello di una coppia di anziani coniugi. Lui attende da tempo l'intervento di cataratta e rischia di perdere la patente che gli è indispensabile per poter essere entrambi autonomi. Dal 2012 che vado avanti con questa storia qua, con visite da una parte, visite dall'altra, questo e l'altra, e le ultime volte visita dal primario con priorità e non si sa. Lista d'attesa per l'intervento di cataratta è una vera odissea quella del signor Lidiano, che dopo l'ultima visita lo scorso ottobre attende l'operazione per il problema alla vista che gli sta causando molti problemi. A settembre a me scade la patente e a detta del dottore la patente non me la danno se non mi operano la cataratta. La patente per me è essenziale perché mia moglie è ammalata, la devo portare su e giù dall'ospedale e non posso chiedere sempre ai figli di andare avanti e indietro. Sicché a me la macchina serve. Un'operazione necessaria ed urgente, dice la moglie Carolina. Se mio marito ha la patente, noi riusciamo ad essere quasi autosufficienti. Quasi autosufficienti, cioè diciamo da 1 a 100, 80% autosufficienti e dopo il resto vengono i figli. Altrimenti finiamo per essere un peso, dice la signora, con ironia e l'intenzione di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo un peso, noi saremo un peso per l'INPS, un peso per questo, un peso per quell'altro. L'unica cosa che potremo fare è agevolare quelle delle bare, ma è l'ultima cosa che mai e poi mai, a 100 e oltre anni tutti e due. E la coppia si appella al direttore dell'ULSS 2. Spero che faccia un piacere, non un regalo di Natale, ma un regalo di Ferragosto. E la risposta dell'ULSS 2 del direttore Benazzi non è tardata, sentiamolo. L'intervento di cataratta è stato programmato ed il signor Lidiano verrà operato nei prossimi giorni. L'azienda sanitaria trevigiana ha analizzato il caso segnalato dai coniugi ad Antenna 3 e l'operazione verrà finalmente effettuata, consentendo il recupero della vista in tempo per la visita di rinnovo della patente. In questo caso poi rivisto l'11 di giugno è stata capita la priorità che il paziente aveva, legata anche al fatto che aveva bisogno assolutamente di avere patente per altre motivazioni che corrette e familiari, per cui assolutamente il primario Scarpa si è attivato e ha fatto in modo che questo intervento, che poi sono questi tempi tecnici dal preoperatorio, venisse fatto.
Voltiamo pagina, la sua storia aveva destato grande commozione. Parliamo del cagnolino Bean, 21 anni, salvato dal suo padrone, l'alpino Arcangelo, dopo che era stato buttato appena nato nell'immondizia. Da allora il cagnolino non aveva perso una dunata e lo scorso maggio a Vicenza il nostro Lucio Zanato ne aveva raccontato la storia intervistando Arcangelo, che da Sulmona aveva portato anche quest'anno con sé il fedele amico a quattro zampe. Vecchissimo, sulla carrozzina attrezzata per lui, il cane Bean era stato accanto al suo padrone anche alla 95esima adunata nazionale, l'ultima per lui. A comunicare la morte di Bean il padrone con un post nel quale ringrazia Antenna 3 per aver raccontato la storia, eccolo qua, del suo fedele amico. Torna sulle mura di Treviso, Suoni di Marca, tra le novità la musica indipendente e l'ingresso a offerta responsabile per tutte le serate. Torna dal 12 al 27 luglio Suoni di Marca, la tradizionale manifestazione musicale sulle mura, ormai simbolo dell'estate trevigiana, giunta alla 34esima edizione. 3 sono le novità di quest'anno: il ritorno al biglietto ad ingresso libero con offerta responsabile, un occhio di riguardo al bastione cinquecentesco, oggetto di restauro, a cui stand e palchi staranno lontano almeno 2 metri, e la musica indipendente. Ingresso libero, perché in realtà i costi vengono sostenuti dagli organizzatori, dall'amministrazione e dalle aziende che hanno deciso di sostenere questo festival, però i cittadini potranno liberamente godere delle emozioni della musica e dell'intrattenimento che in questi 16 giorni verranno portate avanti da Suoni di Marca in serenità. L'offerta spazia dai Santi Francesi a Rettore, dal tango al funk, dall'ironia di Valerio Lundini fino ai Modena City Ramblers, che chiuderanno la kermesse. C'è una programmazione davvero per tutte le età e soprattutto è un festival che è coinvolgente, inclusivo e aperto a tutte le famiglie, con anche lo spazio dedicato ai bambini. Quindi vi aspettiamo sulle mura da 12 al 27 di luglio per stare insieme, per ascoltare bella musica, per mangiare qualcosa insieme e per divertirci. Con buona pace dei residenti, che per 2 settimane dovranno avere un po' di pazienza, almeno fino a mezzanotte. L'appello che faccio è quello di unirsi alla festa, consapevole che qualche disagio può essere, comunque la musica verrà spenta entro la mezzanotte di ogni giorno, con delle eccezioni per il weekend fino all'1:30. Ma il programma strizza l'occhio ad ogni genere, come afferma Paolo Gatto, il direttore artistico. Il programma quest'anno abbiamo cercato di dare voce alla musica indipendente, quindi cito Eugenio in Via di Gioia, cito poi anche i Santi Francesi che apriranno il festival, quindi un bel nome, anche premiato dalla critica, poi tanti altri nomi di ritorno della musica degli anni 80 e 90, quindi del cantautorato. Tutto l'evento non sarebbe possibile senza l'aiuto dei partner economici, tra cui spicca Centro Marca Banca. Siamo orgogliosi di essere ancora una volta a fianco di Paolo Gatto a Suoni di Marca, è una collaborazione che nasce dalla consapevolezza che la musica e la cultura sono 2 elementi fondamentali per lo sviluppo e per il benessere della nostra comunità. Investire in questo. E adesso le notizie che arrivano dal Bellunese. Allora, torniamo a parlare di maltempo perché, come già detto, prevista con abbondante anticipo, è arrivato e ha fatto i primi danni questa nuova ondata di maltempo. Nel Bellunese in particolare si è mossa la frana storica che scende dalla Moiazza, un enorme quantitativo di detriti che ha costretto alla chiusura della strada del Passo Duran. Purtroppo è una frana storica che si presentava con cicli trentennali, quarantennali, si era verificata peraltro agosto dell'anno scorso, quindi neanche un anno fa. Purtroppo il ritorno è stato molto più breve in quanto si è verificata la medesima frana. Stesso punto. Le immagini non hanno bisogno di commento, l'enorme colata di detriti e fango è scivolata poeticamente al primo stormir di fronde. Il versante della montagna, gonfio dell'acqua caduta incessantemente negli ultimi 3 mesi, non ha retto al violento temporale che nel primissimo pomeriggio ha dapprima investito la parte alta della provincia e successivamente tutta la Valbelluna e il Feltrino, dove pioggia, vento e grandine hanno sradicato piante a Pedavena e Lamon. Alla centrale dei Vigili del Fuoco di Belluno sono stati segnalati danni
danni da acqua in città, allagamenti di scantinati e sottotetti. La frana in Val di Zoldo ha invaso la provinciale del Passo Duran sopra Chiesa in località Levare, all'altezza dell'attacco del sentiero per il Grisetti. Veneto Strade ha immediatamente chiuso la strada e per un sopralluogo sono intervenuti i tecnici del comune di Val di Zoldo con il sindaco Camillo De Pellegrin e i vigili del fuoco. Questa volta il materiale detritico venuto in strada e anche nell'alveo della Moiazza, del fiume Moiazza, è molto più importante. Credo che parliamo di 4 volte il materiale sceso questa volta rispetto ad agosto del 2023. Una bella gatta da pelare nel pieno della stagione estiva che, seppur tarda a decollare, ha già portato sulle Dolomiti tantissimi escursionisti, soprattutto stranieri. Ci sarà da lavorare nei prossimi giorni e lungamente. Siamo ormai pronti e preparati a queste evenienze dal punto di vista psicologico, non è che ci abbattiamo. Adesso seguiranno naturalmente 3-4 giorni di chiusura della strada, sicuramente dovrà salire il geologo a verificare la tenuta del fronte e poi appunto la strada verrà ripulita, verranno presumo rifatte altre 2 vasche di contenimento come era avvenuto l'estate scorsa. De Pellegrin è in contatto con la Regione, nel pomeriggio un colloquio con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin per capire quale tipo di interventi saranno necessari per mitigare il rischio. Non credo ce ne siano molti in realtà, perché qui parliamo di quantità di materiale che scende dalla montagna che sono talmente grandi che non riesco a immaginare così che opere si possano fare. Bisogna convivere con queste situazioni sapendo che il cambio climatico, comunque gli eventi così improvvisi e forti, creeranno sempre maggiori problemi e questo ci deve portare a riflettere. E quasi 150 studenti di 3 istituti superiori di Belluno hanno partecipato alla seconda edizione dell'attività di educazione civica e di prevenzione organizzata dal Comune. È un work in progress l'impegno del Comune di Belluno sul tema della cultura della legalità, istituzione, scuola e forze dell'ordine, una rete pronta a intessere con i giovani un metodo dialogante per promuovere la condivisione, la partecipazione attiva e la responsabilità. Con la fine dell'anno scolastico è andata in archivio la seconda edizione del programma di educazione civica nelle scuole. La logica è quella educativa, preventiva, di confronto e di dialogo con le giovani e giovanissime generazioni per far capire loro che nella nostra società esistono dei diritti ma anche delle corrispettive forme di doveri e esiste anche un concetto fondamentale, quello della responsabilità. Circa 150 studenti degli istituti superiori Catullo, Brustolone e Segato hanno partecipato attivamente agli incontri con il personale della Polizia di Stato, i militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Incontri frontali, dialogo educativo e dibattito fruttuoso su temi di stretta attualità, bullismo, stupefacenti, criminalità economica e violenza di genere. La nostra missione sotto questo profilo è proprio quello di coinvolgere i ragazzi e fare capire l'importanza delle regole che non devono essere percepite come una costrizione dall'alto, ma qualcosa di utile a loro stessi e a tutta la società. Al netto delle tematiche specifiche, gli incontri sono stati occasione per lavorare sulla consapevolezza. Direi che questa è la finalità prima degli incontri con gli studenti, è educarli a ragionare, certe volte anche con la loro testa, perché i nostri studenti, a differenza della vulgata in cui spesso si assiste, non sono poco intelligenti, poco intuitivi, poco curiosi, il contrario. Bisogna dargli gli strumenti giusti. Una opportunità che Palazzo Rosso ha messo a disposizione delle scuole superiori per avvicinare i giovani alle istituzioni e stimolarli alla partecipazione attiva, ha chiosato l'assessora all'istruzione Roberta Olivotto, che ha anticipato il progetto Sindaci per un giorno, che sarà avviato nel corso del prossimo anno scolastico. L'ambizione è che l'offerta di educazione civica del Comune alle scuole superiori sia colta nella maniera più ampia dai dirigenti di tutti gli istituti senza pregiudizio. Dobbiamo dialogare con i dirigenti scolastici cercando di far capire loro, più di quanto non abbiano già comunque compreso, l'importanza di questa iniziativa. I bacini bellunesi di Santa Croce e del MIS premiati con la bandiera delle 5 vele di Legambiente. L'incontro tra metodo scientifico e valore sociale, l'analisi delle qualità dei bacini lacustri sotto il profilo microbiologico delle acque e il valore turistico, naturalistico e ricreativo. Sono le 5 vele di Legambiente e Touring Club, la prestigiosa certificazione di cui anche quest'anno sono state insignite tra le 12 presenti sul territorio nazionale anche le località balneari dei laghi di Santa Croce in Alpago e del lago del Mis in comune di Sospirolo.
Dimostrano come la qualità non solo delle acque ma anche dell'accoglienza turistica, della tutela dell'ambiente naturale, delle attività che vengono proposte dalle aziende turistiche del territorio rispondono a criteri di sostenibilità ambientale e di accoglienza attenta al territorio, a valorizzare quello che è un ambiente sano, confermato anche nella sua qualità delle acque dalla campagna di Goletta dei Laghi. Da ARPAV il monitoraggio a cadenza mensile della qualità dei bacini in prossimità delle aree di balneazione ha rilevato valori ben al di sotto dei limiti previsti per legge, una gestione virtuosa e orientata al turismo sostenibile che fa scuola alle altre località del Veneto. È una crescita turistica che secondo noi deve essere un esempio per le altre località lacustri della regione del Veneto, che possono guardare a questi luoghi come un esempio da seguire, da imitare e da tutelare, perché poi dobbiamo tutelare un tipo di turismo che sia sempre sobrio e capace di inserirsi nell'ambiente naturale senza rovinarlo, senza calpestarlo. Fondamentale rinnovare l'impegno nella tutela e valorizzazione degli ambienti naturali in un territorio alle prese con la sfida continua dell'adattamento agli eventi meteorologici legati al cambiamento climatico. Abbiamo qualche criticità sui fiumi dovuta anche ai fenomeni meteo estremi che a volte mettono in difficoltà i depuratori e quindi possono causare qualche problema dal punto di vista dell'inquinamento delle acque. Però per quanto riguarda invece i bacini lacustri diciamo che i dati sono molto positivi, questo non può che farci piacere, quindi possiamo dire ai turisti che possono venire tranquillamente sui laghi del Veneto a fare le proprie ferie, perché le qualità delle nostre acque sono positive. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.